Well, you can tell by the way I use my walk. I'm a woman's man, no time to talk. Music loud, women walk, being kicked around since I was. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Magic the Gathering 2013. Ci ritroviamo nuovamente all'interno di una fantastica partita in multiplayer contro questo fantastico elefantino Giazza, che risponde al nome di Giazza, e stiamo utilizzando un nuovo mazzo, ovvero il mazzo Oscurità con il simbolo principale, la palude. Allora, invece il nostro caro elefantino, il nostro elephant, che parla inglese, si ritrova con il mazzo fuoco appartenente quindi alla montagna. Allora, il mazzo Oscurità ragazzi è un nuovo mazzo che ho sbloccato e voglio presentarvelo anche se non lo conosco completamente, quindi probabilmente questa partita la perderemo. Comunque voglio farvi vedere di che cosa è in grado di fare questo mazzo, soprattutto le sue abilità, perché ho visto in qualche battaglia multiplayer che è abbastanza corposo e difficile da buttare giù, solo se si sa usare. Quindi vediamo un po' cosa fare. Allora, il nostro avversario intanto ha posizionato 3 carte di mana. Il mazzo fuoco lo conosciamo come le nostre tasche. Comunque cercheremo di dare del nostro meglio con questa fantastica partita. Allora, abbiamo il goal sul sentiero di guerra. Guardate che figo, sembra uno di quelli di... come si chiamava quel gioco? Degli alieni. Ah, Resistance, sembra uno di Resistance ragazzi, Resistance 3. Però possiamo evocarlo. A quanto pare non sembra un alieno, bensì uno zombie. E mettiamolo in posizione stappata, in modo tale che può effettuare qualsiasi azione. Ottimo, ecco nuovamente l'elefantino. Ah, intanto diamo un'occhiata alle carte. Come ben sapete la palude è la terra base che conferisce del mana. In seguito il pipistrello caccia sangue, volare. Quando entra nel campo di battaglia guadagna un giocatore 2 punti di vita a scapito di 2 dell'avversario, cioè gli rubiamo 2 punti e ce li prendiamo noi. Abbiamo 50 carte entrambi, circa, e la carta che mi piace più di tutte su questo deck è l'omicidio, che distrugge una creatura bersaglio, così, puff, distrugge una carta. Ed è fantastica questo piccolo incantesimo, soprattutto per il mazzo terra, che è il mazzo che odio di più, perché detiene dei mostri più cazzuti, chiamiamoli così, di tutto Magic. Cioè sono dei mostri con attacco e difesa esorbitanti, che proprio a guardarli ti si ghiaccia il sangue. Ecco, lo conosciamo come le nostre carte, e come le nostre tasche, sì, come le nostre carte. Il cucciolo della fornace, che può volare ragazzi e può aggiungere dei punti alla sua costituzione, al suo attacco, scusate, tramite il pagamento di un piccolo mana, di un po' di mana. Possiamo evocare adesso il nostro pipistrello in modo tale da prendere un po' di punti vita al nostro avversario. Vediamo un po'. Benissimo, può anche volare il nostro pipistrello, ottimo. Grazie per i 2 punti, amico mio. E abbiamo anche la possibilità di attaccare con Resistance. Bene, avanti, amico mio, fai vedere chi sei. Vediamo un po' quello che farà adesso. Non credo che ci bloccherà. Oppure sì. Vediamo, sta a lui pensare. Bene, preferisce farsi infliggere 3 punti. Abbiamo anche l'esecuzione pubblica. Distruggi una creatura bersaglio. Già mi piace la storia. È ovviamente controllata dall'avversario. Ogni altra creatura controllata guadagna -2 fino alla fine del turno. Fantastica questa carta. Fantastica a dir poco. Allora, attendiamo nuovamente il nostro avversario. Al prossimo video di Magic probabilmente farò vedere il mazzo Goblin, che è un mazzo abbastanza bizzarro, però voglio provarlo, anche se perdiamo una partita, ma soprattutto per toccare con mano questo mazzo, un nuovo mazzo, perché ovviamente sempre vedere la solita solfa, sempre mazzo fuoco è un po' noioso, quindi cambiare è sempre meglio. Soprattutto cambierò per quanto riguarda le serie di video che effettuerò, soprattutto adesso mi sto cimentando nuovamente con le battaglie in Shogun 2 Total War, e tornerò con numerosi gameplay in multiplayer che mi stanno davvero appassionando, cioè nuovamente, e in seguito anche qualche gameplay di Battlefield 3 ci sta, ovviamente partite in multiplayer. Intanto cosa ha evocato? La Fenice di Magma, se non ricordo ha 3 attacco, 3 di difesa, eccola qui, e quando muore infligge 3 danni a ogni creatura e a ogni giocatore. Può essere un problema, però non per noi, perché mettiamo un'altra palude e un altro pipistrello che con 2 bei mozziconi toglie un po' di vita al nostro avversario. Benissimo. Adesso però ci tocca pensare una cosa. Se nel caso attaccassimo, il nostro avversario potrà sacrificare ovviamente la sua Fenice e distruggerci tutto quello che abbiamo sul campo di battaglia, però anche a ogni giocatore e a ogni creatura. Io direi di distruggerla con il nostro omicidio ragazzi, immediatamente, un attacco semplice e veloce. Quindi io direi di non attaccare adesso, facciamo finta di aver attaccato con l'effetto del nostro pipistrello. Ok, come dicevo, effettuerò una nuova serie ragazzi su Hitman, il nuovo Hitman che uscirà a novembre. Mi ha appassionato tantissimo in passato, infatti ho giocato a Hitman Silent Assassin, tantissimo, proprio quel gioco l'ho consumato all'interno
del case, un gioco che mi appassionava tantissimo e voglio acquistare Absolution, il nuovo capitolo, che ci sono ottime aspettative e ho visto che con la prenotazione anticipata di quel titolo avremmo anche Sniper Challenge, ovvero Hitman con le vesti di cecchino, però non credo di effettuare l'acquisto per adesso. Innanzitutto utilizziamo il nostro omicidio per distruggere questo dannato. Ah, aspettate, quando viene uccisa durante una battaglia? Quando la finisce muore. Ah, quando muore. Ah, ok, quando muore normalmente. E allora, vediamo un po'. Possiamo utilizzare la nostra ombra di Liliana. Mai sentita. Liliana. Possiamo anche addirittura beccarci una palude grazie al suo effetto. Liliana. Allora, cara Liliana, che cosa fai? Qui? Ah, non può attaccare, ovviamente. E allora attaccheremo noi con tutte le creature che disponiamo. Ok, possiamo attaccare perché probabilmente moriranno tutte. Anzi, sono stato stupido a mettere Liliana perché probabilmente, ecco, verrà uccisa. Maledizione. Aspettate, aspettate! Timer fermato, ottimo. Possiamo fargli guadagnare niente. Perché l'effetto di Liliana gli fa guadagnare più uno fino alla fine del turno e arriverebbe a 3. Quindi morirebbe ugualmente. Ahia, ragazzi, ho sbagliato. Va bene. Ecco qua. Adesso le nostre carte infliggeranno più punti possibili all'avversario e moriranno. Vediamo un po'. Puff. Maledizione. Me l'ero dimenticato. Va bene. Comunque vi dicevo, effettuerò una serie su Hitman Absolution, un gioco che acquisterò quasi sicuramente. Non lo prenoterò in anticipo perché per adesso non posso farlo. Ovviamente riceverei anche il pacchetto di Sniper, però a dire il vero mi interessa più il titolo completo. Cioè, non che Sniper non sia completo, però vorrei giocare al titolo in sé per sé, come possiamo dire, un titolo aggiuntivo. Allora, vediamo un po'. Intanto abbiamo preso il nostro sputafumo. Wow, guardate un po', una creatura orrore addirittura. Sacrifica lo sputafumo e mette un segnalino -1/-1 sulla creatura bersaglio. Ah, attacco? Sì. Allora possiamo utilizzare il nostro omicidio per far scannare questo poverino. Ciao ciao. Bene, posizionare una palude ed evocare lo sputafumo. Ho sputato io del fumo per voi. Bene, posizioniamolo e adesso dobbiamo solo attendere che possa attaccare. Bene, inoltre adesso mancherà qualche giorno, anzi più che giorno, mancherà un mese circa all'uscita di Formula 1, ragazzi, quindi aspettatevi numerosi gameplay, soprattutto per quanto riguarda la campagna single player, e ho intenzione di portare avanti due progetti sul Formula 1 nuovo, ovvero una campagna in single player, una carriera col Van Helgen, ovviamente con la Williams, o magari ci sarà qualche altra scuderia che ci accetterà, e in seguito almeno qualcosa che riguardi più il multiplayer, magari insieme a qualcuno. E inoltre a breve uscirà anche il nuovo Far Cry a novembre, è un altro game che acquisterò. Vediamo un po' che cosa è successo. Intanto ha evocato un altro cucciolo della fornace, niente mostri, quindi possiamo solo attendere, maledizione. Possiamo attaccare, ma ce lo distruggerebbe in un batter d'occhio. L'errore, ragazzi, è stato, e probabilmente per questo perderemo la partita, uccidere Liliana. Maledizione, la dovevo evocare dopo, così adesso l'avrei ammazzato proprio, l'avrei distrutto, gli avrei raddoppiato l'attacco e l'avrei distrutto, però errori, maledizione. Va bene, abbiamo 21 punti di vita, abbiamo un bel po' di turni per raccimolare delle carte, quindi probabilmente pescheremo un mostro, almeno si spera che su 44 carte ancora ci sia qualche mostro vivo. Comunque, come vi dicevo, Far Cry 3, penso di acquistarlo e magari effettuare qualche gameplay in multiplayer. Oddio mio, ragazzi, il titano, mamma mia, il titano è la carta più potente che esista nel mazzo fiamma. Vediamo, la conosciamo abbastanza bene, però abbiamo un asso nella manica, ovvero l'esecuzione pubblica. Possiamo farlo fuori in un battito, però per adesso ci dobbiamo subire questi 2 punti dal maledetto disgraziatone, eccolo qua, del piccolo uccellino che vola. Vediamo un po'. Non possiamo bloccarlo purtroppo, maledizione. Ciao. Attendiamo il nostro prossimo turno. Si prega un mostro. Oh, si spera, scusate. Eccolo qua. George Xadric, tocco letale, ovvero quando infligge danno a un mostro viene distrutto immediatamente. Può mettere un segnalino pietrificazione su una creatura e quella creatura avrà difensore e diventa un artefatto incolore in aggiunta ai suoi altri tipi, e le sue abilità non possono essere attivate. Innanzitutto l'esecuzione pubblica. Mettiamo la testa di questo pezzettino di merda su un ceppo e tagliamogliela. Bene, mandiamolo al tappeto e adesso tutti gli altri mostri ovviamente ne usufruiranno per il loro attacco. Benissimo. Speriamo che non abbia altre scusate, carte stronzette.
Comunque 17 punti di vita ancora ce la possiamo cavare benissimo. Allora, vediamo che cosa farà. Un po' lento questo avversario, avrà una mente abbastanza offuscata. Settima carta di mana. Vediamo. Eppure cosa farà adesso? Oddio, l'ostilità, ragazzi. Mamma mia, una carta. Non vorrei aver distrutto il gigante. Adesso ci uccide questa stronzetta con l'ostilità. La conoscete abbastanza bene. Mamma mia, siamo a mare. Vediamo un po' che succede. Volete vedere che perdiamo la partita soprattutto per quell'errore di cacca che abbiamo fatto all'inizio? E probabilmente lo faremo. Ecco che guadagna 9 punti. Aia, non ci penso neanche a perdere tutti questi punti. La partita si è fatta molto più intrigante adesso. Vediamo un po'. Che cos'è? Ogni giocatore sacrifica... che bello! Sacrifica una creatura, benissimo. Adesso te ne andrai, pezzettina di merda. Però io non ne ho, e quindi che succede? Io non ne sacrifico. Vediamo. Ehi, scegli? Vediamo un po'. Tutta sta scelta, tanto lo so che sacrificherai qua l'elefantino. Vediamo un po'. Tutto sto tempo. Bene. E adesso evocheremo il nostro Georgeir. Nome abbastanza strano. Ok, eccolo qui, con tocco letale. Quindi se per caso quel bastardino ce lo tocca, salterà in aria come... come non so, una dinamite. Sì. Bene. Vediamo. 6 punti di difesa, quindi possiamo ritenerci soddisfatti. Se attiva qualche carta che ci fa del danno, vengono evocati degli stronzetti ancora più piccoli e siamo finiti. Quindi speriamo che non abbia niente, ragazzi. 4 carte in mano, speriamo che sono 4 carte di mana. Lo spero davvero. E il bello è che tutto questo tempo che lui attende, anzi che l'avversario attende, non è perché non sa cosa fare, probabilmente sarà la connessione che non va. Maledizione, ragazzi, avremmo potuto vincere la partita e invece l'abbiamo persa. Mi spiace, ma è persa questa partita perché, ecco qui, la finisce addirittura. Siamo finiti. Vediamo un po' che succede. Probabilmente ci attaccherà, vediamo. Addirittura anche lo stronzetto con rapidità. Non mi piace questa storia. Non mi piace. Vediamo che fa. Combattimento, vediamo. Probabilmente attaccherà. Ci credo. No, addirittura lascia passare. Bene, bene. E allora, vediamo un po'. Cos'è? Volare, tocco letale, legame vitale. Wow. Allora, facciamo il riassunto. Ogni qualvolta con tocco letale infligge uno o più danni a una creatura, la creatura danneggiata viene distrutta. E quando infligge danni, quei danni vengono raccimolati a noi e può anche volare. Quindi può scontrarsi solo con questa stronzetta, però quando muore viene distrutto tutto. Quindi io direi di mettere intanto il segnalino su questa carta, in modo tale da non fare... da non usare gli effetti. Oh, però si è tappata la carta, maledizione. Abbiamo perso, ragazzi. Maledizione, questa mossa proprio ci ha fatto perdere. Evochiamo intanto il nostro ragazzone. Eccolo qui, che permette di volare e tutto il resto. Bene, vediamo un po' che cosa succederà adesso. Probabilmente abbiamo sbagliato. Maledizione, non avevo visto qua la carta del tappare. Vediamo. Speriamo che non ha mostri, ragazzi, speriamo, perché almeno così abbiamo qualche possibilità. Però, vediamo. Allora, dai, avanti, amico mio, tutto sto tempo. Devi attaccare e distruggermi. Ormai abbiamo perso. Siamo finiti. Cosa? Se una fonte sta per infliggere del danno a una creatura, un giocatore infligge il doppio di quel danno. Oh mio Dio, una carta potente. Come ben si sperava, ragazzi, non ce l'abbiamo fatta questa volta a causa di uno stupido errore, ma probabilmente all'interno del prossimo gameplay ce la faremo con questo mazzo Tenebre che mi sta piacendo davvero molto e credo che diventerà il mio mazzo principale perché mi piace addirittura più del mazzo Fiamma. Comunque, nonostante la sconfitta, spero che il video vi sia piaciuto ugualmente. Mi raccomando, lasciate un bel commento, ovvero un bel voto per farmi sapere che cosa ne pensate di questo nuovo video. Ciao a tutti, ragazzi!